Tra il 22 e il 25 maggio prossimi il voto alle europee, dinamiche politiche in corso. Salvatore Iacolino lancia Europa Giovane, gli interventi al videogiornale. Davide Saia. Adeguata alla globalizzazione. Nasce l'Associazione Culturale Europa Giovane, un gruppo formato da giovani professionisti e imprenditori locali che attraverso le opportunità offerte dall'Unione Europea si prefiggono l'obiettivo di incentivare lo sviluppo territoriale. Ascoltiamo il presidente dell'associazione che presenta così gli scopi e le prossime iniziative. Di creare un laboratorio di idee composto da professionisti, da imprenditori e da giovani. Questo perché nasce? Nasce perché essendoci raggruppati abbiamo visto la necessità sul territorio che c'è con la crisi spaventosa di centinaia, migliaia di posti di lavoro perso, piccole e medie imprese che chiudono. Allora, che cosa si vuole fare? Si vuole semplicemente vedere di dare una possibilità, un input, un'informazione a chi ha bisogno, alle piccole e medie imprese, ai giovani che cercano lavoro e cercare anche di essere di supporto alla pubblica amministrazione, visto il loro sistema, io lo chiamo la burocrazia elefantiaca, che praticamente non fa altro che bloccare lo sviluppo sul territorio. Una delle prossime iniziative, appena ci saremo un attimino riorganizzati, sarà vedere quello di creare subito un convegno per Orizzonte 2020, che sono i nuovi finanziamenti europei con la partecipazione dell'europarlamentare onorevole Salvatore Iacolino, che ci ha dato la sua disponibilità a partecipare a questo congresso in maniera tale da informare e di cominciare materialmente con i fatti a dare un sostegno al territorio. Europa Giovane si inserisce nell'ambito delle iniziative che porteranno al voto per il rinnovo del Parlamento europeo. In quest'ottica, al varo della nuova associazione era presente l'eurodeputato Salvatore Iacolino. L'esponente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo intravede nel gruppo culturale un'opportunità di raccordo e di filtro delle politiche europee che vada a vantaggio delle comunità locali. È un luogo di confronto, di dibattito, ma anche di ritrovo e di stimolo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai comuni e agli enti locali con i quali il confronto e la cooperazione deve essere forte. La volontà reale è quella di elaborare ipotesi progettuali condivise che possano garantire una maggiore attrattività di un territorio, quello nostro, che ha tante cose belle non sempre valorizzate compiutamente. Vi saranno giovani soprattutto, ma non soltanto giovani, un mix combinato per garantire al meglio che le risorse comunitarie possano essere impiegate utilmente, da Orizzonte 2020 alla nuova programmazione europea sui fondi strutturali, che servirà a garantire crescita e prosperità se vi sarà responsabilità soprattutto a livello regionale, con un concorso responsabile di imprenditori e di associazioni come queste che potranno stimolarne il relativo utilizzo di queste importanti risorse comunitarie.